Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi è il gran giorno, ovviamente, è l'election day americano, è il giorno in cui si giocano i destini, almeno per i prossimi 4 anni, ma dato il momento storico siamo di fronte a un vero e proprio spartiacque, quantomeno i destini del mondo libero. E se dovessimo raccontarla in un'immagine, noi diremmo che il voto di oggi in America si può raccontare così, si può raccontare come Hollywood contro l'elegia americana. Si possono buttare via le paginate di analisi che poi in realtà si traducono sempre nella stessa analisi copia e incollate, cioè l'allarme per la democrazia americana se vince uno dei due candidati, cioè Donald Trump. Non c'è nessun allarme per la democrazia americana, non fosse per la banale controprova fattuale che Donald Trump ha già governato ottimamente da un punto di vista dell'economia americana, ottimamente da un punto di vista della politica estera, tenendo a bada le canaglie globali, mettendo in agenda gli accordi di Abramo, tutto quello che sappiamo della presidenza Trump, quindi non è a rischio la democrazia. Invece la lettura è sulle due Americhe, no? Le fantomatiche due Americhe di cui si parla tanto, ma quali sono? Cioè, dettagliamole. Beh, l'America di Kamala è l'America di Hollywood. Solo negli ultimi giorni sono salite con lei sul palco, l'hanno indossata Katy Perry, Lady Gaga, Ricky Martin, J-Lo, Jennifer Lopez, che non è avvezza, diciamo, a esporsi politicamente in prima persona, ha fatto proprio un comizio, uno degli ultimi eventi di Kamala, la sempiterna Oprah Winfrey, che è la vera architetta del Partito Democratico insieme a Barack Obama, il quale a sua volta è ormai una pop star più che un politico, Leonardo DiCaprio che è intervenuto contro Trump, Robert De Niro che è intervenuto contro Trump, cioè quella che una volta si chiamava la fabbrica dei sogni, che lo è ancora in gran parte la più grande industria dell'intrattenimento culturale americano, è a tutti gli effetti un organo di propaganda della campagna di Kamala Harris. Dall'altro, se volessimo sintetizzare in un'immagine speculare contraria, c'è l'elegia americana, che è il titolo, voi sapete, del libro scritto dal candidato vicepresidente di Donald Trump, J.D. Vance, che racconta, attraverso il microcosmo della sua storia familiare, un macrocosmo che spiega tanto della politica, della società degli ultimi lustri in America, e probabilmente spiega il trumpismo come fenomeno politico, addirittura prepolitico, esistenziale, cosa che ovviamente gli analistoni col sopracciò al di qua dell'oceano non hanno mai indagato, salvo rare eccezioni, ma che invece, se leggete il libro di Vance, cogliete in tutte le sue ragioni profonde proprio nel senso letterale, che hanno a che fare con dei fenomeni radicati nella società americana degli ultimi lustri, appunto. È una storia di questa famiglia che si svolge nella regione dei Monti Appalachi, no? Tra Kentucky e Ohio, che racconta da un lato la proletarizzazione della classe media, lo spaesamento della classe lavoratrice tendenzialmente bianca, ormai è una colpa agli occhi dell'altra America, di Hollywood, ma questo è a causa sostanzialmente di questa globalizzazione asimmetrica che è andata in scena, che ha coinvolto la Cina a tutti gli effetti nel commercio globale, sdoganando quindi però la concorrenza sleale, impoverendo quindi intere filiere industriali anche americane. Le leggi americane, anche il grande racconto della deindustrializzazione della Rust Belt, che era il cuore produttivo americano,
e il libro racconta anche la volontà di impegnarsi per il proprio paese. J.D. Vance ha combattuto, come sapete, in Iraq, la disillusione successiva di fronte all'incomprensione da parte delle elite dell'impegno per il proprio paese, e poi anche la storia di un'ascesa. Però la storia di Vance è anche la storia che dimostra che il capitalismo americano funziona ancora e permette ancora grandi ascese sociali. E il sogno è più lì che nella fabbrica dei sogni, questo ci sembra il punto. Cioè la fabbrica dei sogni di Hollywood è ormai appunto una grande macchina di propaganda, è ormai più un rito autoreferenziale, una liturgia della classe dominante progressista appunto delle coste. È ormai scissa dal sogno americano concreto, incarnato nell'America concreta, nell'America della classe media, nell'America della classe lavoratrice. È quella invece l'elegia americana raccontata da Vance, che da un punto di vista filosofico ci sembra stia tutta con Trump. Trump nasce per dare voce a quell'America lì, probabilmente, e anche i flussi elettorali recenti dimostrano questa spaccatura tra Hollywood e l'elegia americana. E noi crediamo che anche al mondo convenga che vinca l'elegia americana. Conviene che non vinca la propaganda woke, l'ossessione politicamente corretta, il mito appunto acritico di questa globalizzazione sbilanciata. Conviene che alla guida dell'America torni chi ha i piedi ancorati nella realtà, nell'elegia del proprio paese. Vediamo come andrà, ovviamente ve lo racconteremo su Radio Libertà. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio